e ai suoi più stretti collaboratori. Ed infatti se il 3 giugno è la data di apertura decisa dal governo Conte per le regioni italiane, la Sicilia partirà qualche settimana dopo. Indispensabili saranno i dati del contagio nel paese per far comprendere se ci saranno le condizioni favorevoli. L'ordinanza del Presidente scade il 7 giugno e questo ci consente di avere 5 giorni in più per valutare la situazione epidemiologica. I bollettini degli ultimi giorni, con i numeri notevolmente contenuti, sono stati accolti con ottimismo dallo staff di comando e alla Presidenza e all'assessorato alla salute si pensa ormai alla fase 3. Saranno i dati più a ridosso del 2 giugno a determinare il tutto e soprattutto a tranquillizzare il governatore. Si ipotizza il prolungamento della quarantena ancora in considerazione che il secondo esodo è partito il 18 maggio e dura almeno 14 giorni oltre la data del 3 giugno. Si lavora infatti a predisporre un obbligo di ingresso registrandosi sul sito www.siciliacoronavirus.it, tenendo sotto controllo gli eventuali sintomi senza l'applicazione di effettuare test sierologici o tamponi. Accantonata in questa prima fase la cosiddetta patente sanitaria che alcune regioni tipo la Sardegna hanno deciso di adottare per monitorare la popolazione.